Il Cittadella recupera per la seconda settimana consecutiva 2 gol di svantaggio, confermandosi squadra caratterialmente solida oltre che ben organizzata. A Padova arriva una Sampdoria reduce da 2 sconfitte consecutive, ma la partenza della squadra di Cagni non sembra certo quella di una squadra in crisi. Dionigi è scatenato e dopo 14 minuti di dominio sampdoriano arriva anche il suo gol, propiziato da uno splendido tiro al volo di Vasari, non trattenuto da Capecchi. L'1-0 galvanizza ulteriormente la Samp, che si conferma padrona del campo raddoppiando 7 minuti dopo ancora con Dionigi, servito questa volta da Bonomi. La partita sembra chiusa e lo sembra ancora di più quando l'arbitro Soffritti al 22esimo annulla un gol del Cittadella sembrato irregolare per fuorigioco di Zanon. L'ultima occasione del primo tempo capita ancora sui piedi di Dionigi, ma Capecchi salva il risultato lasciando una speranza di rimonta ai padovani e nella ripresa, infatti, come è successo a Verona, il Cittadella si trasforma. Al terzo minuto Scarpa di testa accorcia le distanze e per poco subito dopo non pareggia partita e conto delle doppiette con Dionigi. 10 minuti di fuoco quelli del Cittadella, un assedio alla porta della Sampdoria che si conclude con il gol del 2-2 segnato da Caverzan con un tiro sporco che scavalca Sereni. Cittadella scatenato, Sampdoria frastornata e salvata 9 minuti dopo dal suo numero 1, prodigioso sul colpo di testa a botta sicura di Sturba. È l'ultima fiammata del Cittadella che anzi rischia la beffa a 5 minuti dalla fine su questa punizione di Flacchi. A vedere il 2-2 tra Cittadella e Sampdoria. 4 gol, 2 annullati, una carrellata di emozioni dal primo all'ultimo minuto e un punto per parte. Il piccolo Cittadella sotto di 2 reti ha riacciuffato in modo incredibile una Sampdoria che dall'alto del suo blasone e dal gioco che aveva scerinato nel primo tempo era andata a riposo convinta di aver chiuso i conti ed essersi messa in tasca i 3 punti. La squadra di Cagni era passata in vantaggio dopo 13 minuti, cross di Bonomi, tiro al volo di Vasari, Capecchi respingeva come poteva e Dionigi infilava da 2 passi. Il 2-0 doriano arrivava al 20°, azione avviata ancora da Bonomi che serviva in profondità Dionigi, il quale solo soletto entrava in area e batteva Capecchi di precisione. Un minuto dopo l'arbitro annullava questo gol a Zanon su angolo dalla destra per fuorigioco, che c'era, dello stesso difensore. Nell'intervallo il Cittadella riordinava le idee, si ritrovava e costruiva le premesse per la rimonta. Il primo bersaglio lo centrava Scarpa, al secondo deviando in rete un angolo di Caverzan. Il secondo, lo stesso Caverzan, all'8° con un gran sinistro al volo a scavalcare Sereni. Flacchi si vedeva annullare una rete per fuorigioco al 17°, poi era strepitoso il numero 1 doriano, prima su Sturba e poi su Scarpa. Nel finale, con la Samp tutta votata all'attacco, Flacchi su punizione pizzicava la traversa e Vasari sprecava così la palla della possibile vittoria. Sul 2-2 il Cittadella piace e ieri allo stadio di Padova c'erano 6.000 spettatori, cosa mai successa. Vediamo adesso nel prossimo blocco immagini e commenti della domenica in Serie B. Grande carattere, grande determinazione sicuramente, ma oggi abbiamo un primo tempo, specialmente siamo entrati in campo, forse il lavoro che abbiamo fatto, il campo pesante non ci ha dato una mano, eravamo veramente impacciati, la Sampdoria è stata brava anche a approfittare dei nostri errori e sul 2-0 non era facile, però questi ragazzi si sa che hanno 7 vite, l'hanno già dimostrato. E io ci credevo ancora, loro anche, peccato sul gol annullato del 2-1 il primo tempo, mi sembrava regolare, però poi andremo a vederlo. Al di là dei miei gol, tutta la squadra secondo me sta dimostrando di valere questa categoria, anche perché oggi avevamo di fronte una squadra come la Sampdoria con tutta gente che ha giocato in Serie A e noi abbiamo dimostrato di saperci fare.